A un secolo dalla sua clamorosa partecipazione alla Biennale di Venezia, era il 1910, Gustav Klimt torna in laguna come protagonista di una straordinaria esposizione che si tiene nelle sale del Museo Correr dal 24 marzo all'8 luglio. Felice occasione per festeggiare il 150° dalla sua nascita, l'esposizione è frutto di una coproduzione tra la Fondazione Musei Civici di Venezia e il Museo Belvedere di Vienna, in collaborazione con 24 Ore Cultura, Gruppo 24 Ore e Artemisia Group. La curatela scientifica è di Alfred Weidinger, uno dei massimi esperti dell'artista austriaco. Klimt nel segno di Hoffmann e della secessione è il titolo della rassegna veneziana presentata grazie ad un ciclo eccezionale di dipinti, rari e preziosi disegni, mobili e raffinati gioielli, ma anche elaborate ricostruzioni e interessanti documenti storici. La collaborazione con Joseph Hoffmann, architetto e interior designer, è uno dei temi centrali della rassegna, che vuole mostrare come in breve tempo questi due straordinari personaggi, l'artista e l'architetto, fossero capaci di condividere incarichi, clienti, amici, ma soprattutto la spasmodica tensione verso l'opera d'arte totale.